Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle dimissioni e ha invitato il Governo a curare il disbrigo degli affari correnti. La fine del governo giallo-verde in poche parole, il tecnicismo di rito pronunciato ieri sera da Ugo Zampetti, segretario generale del Quirinale. Disbrigo degli affari correnti, ovvero via alle consultazioni del Presidente Mattarella, oggi alle 16. Fine di 14 mesi di governo, una fine drammatica per i toni espressi in Senato. Il Ministro dell'Interno ha mostrato di inseguire interessi personali e di partito. I comportamenti adottati in questi ultimi giorni dal Ministro dell'Interno rivelano scarsa sensibilità istituzionale e grave carenza di cultura costituzionale. Avete scelto il bersaglio. Eccomi. Avete scelto il pericolo dell'Italia e dell'Europa. Eccomi, pronto a sacrificarmi. Conte al centro, Salvini e Di Maio a fianco, immortalati in un'immagine che in tutti i sensi farà storia. Ma la storia è già il passato e il futuro è nebuloso. Per questo Mattarella vuole consultazioni rapide, o un governo forte di legislatura tra 5 Stelle, PD, Leu e più Europa, oppure il voto. Ma la convergenza Dem-Grillini vede molti ostacoli e divisioni all'interno di entrambi gli schieramenti. Da Palazzo Balbi il monito è uno solo: se la soluzione è un inciuccio PD Movimento 5 Stelle, avverte il governatore Luca Zaia, di fatto il Veneto e di conseguenza la parte produttiva del paese, cioè il nord, finirà all'opposizione. E sulle parole di Conte di ieri dice: ha scritto una brutta pagina, non è nel mio stile fare l'avvocato difensore di Salvini, ma se il Premier voleva davvero fare il padre nobile, doveva dire anche chi sono e cosa sono i 5 Stelle. Non regge, conclude, la narrazione di un gruppo di ragazzi per bene disturbati da un iperagitato Salvini. Mentre sull'autonomia non si torna indietro. Noi andremo comunque tutti i giorni a battere il portone di Palazzo Chigi e dire siamo quelli dei 2.328.000 veneti che hanno votato. Per noi l'autonomia resta irrinunciabile e prima o poi qualcuno ce la darà. È inevitabile che andrà a finire così. 11 regioni l'hanno chiesta assieme a noi, 5 ce l'hanno già, 4 non l'hanno chiesta in Italia. Questi sono i numeri del paese.